Il governo pretende che di fronte a un'emergenza sanitaria le nostre vite si fermino, come se potessimo decidere di premere un pulsante e decidere quando vogliamo di mettere in pausa la nostra vita. Parlo come studentessa di 16 anni e quindi parlo come adolescente e a nome di tutti gli adolescenti. Volevano essere in classe, non al freddo, a protestare, invece eccoli con il megafono in mano a chiedere chiarezza sul loro futuro scolastico. Chiedono partecipazione nelle scelte che riguardano le loro vite. Oggi abbiamo chiesto di partecipare ai tavoli di decisione rispetto all'ampliamento dei piani dei trasporti, perché è giusto che anche gli studenti possano partecipare ad una decisione che mette in primo piano la nostra frequentazione alla scuola e le nostre vite. Gli studenti padovani del coordinamento studenti medi hanno aderito ai flash mob organizzati in molte città d'Italia contro la decisione di non riaprire le scuole superiori. Chiedono alla Regione Veneto di essere ascoltati e propongono le loro idee per cercare di tornare in classe in tempi brevi e in sicurezza. Le soluzioni sono utilizzare per esempio gli edifici abbandonati in città per poter distanziare le classi, dividere le classi, assumere nuovi docenti, nuovo personale ATA, fare uno screening sanitario all'intera componente scolastica, professori e studenti, e soprattutto appunto ampliare il numero di corse, dei trasporti per poter permetterci di raggiungere la scuola in sicurezza. In primo piano c'è proprio il nodo trasporti, il fronte caldo che blocca gli studenti in casa con la didattica a distanza. A Padova a protestare c'erano anche i sindacati di base dei trasporti. È necessario implementare il trasporto pubblico per garantire non solo agli studenti ma anche a tutti gli altri la possibilità di usare i mezzi pubblici. Soltanto se si porteranno i mezzi al 50% avremo quel minimo di possibilità di garantire la sicurezza e la salute. Maggiore sicurezza anche per i lavoratori del trasporto pubblico. I sindacati vogliono che gli autisti e i controllori vengano sottoposti con regolarità allo screening contro il Covid con tamponi rapidi frequenti.